Sanremo, all'interno di un bellissimo palazzo del 1200 che ospita il Museo della Moda e del Profumo Daphné. E siamo qui in compagnia con la direttrice artistica della casa di moda Daphné, signora Barbara, la quale ci illustrerà appunto innanzitutto un po' la storia del palazzo e come è nata questa casa di moda. Esatto. Allora, il palazzo è un palazzo del 1200 su fondamenta romane, appartenuto a metà dell'Ottocento ai Duchi di Galliera. Infatti abbiamo ritrovato l'atto di vendita del Duca di Galliera. È un piccolo museo fatto con amore e passione. All'interno sono conservati più di 2000 abiti, accessori e piccoli oggetti legati al mondo della moda e del profumo. Questo perché dalla parte diciamo materna a fondare l'atelier è stata proprio mia mamma, per cui lei si ispirava dall'antico per il contemporaneo, per cui raccoglie tutti questi abiti, crinolina, tournure, diciamo per ispirarsi per nuove collezioni. Non è solo il museo della moda, ma è anche del profumo, perché dalla parte paterna erano coltivatori di fiori da profumo e distillatori di essenze, per cui abbiamo praticamente raccolto tutti gli alambichi, gli accessori, i vecchi flaconi del bisnonno paterno, per cui abbiamo cercato di mettere in questo luogo tutta questa ricchezza. Perché qua a Genova, crocevia della moda, qua ti fa capire l'importanza che era la Liguria come distretto tessile. Prima di Como e Lione, il distretto tessile era Genova, infatti veniva passato da generazione a generazione, entravano nei testamenti i tessuti, perché era come per fare un pezzo di tessuto impiegavano tanto di quel tempo che era proprio un bene ereditario. Quindi il velluto, il damasco e il broccato sono tutti tessuti che hanno comunque si sviluppano a Genova. Poi anche i mezzari genovesi, che poi ne vedremo uno molto bello nell'altra stanza, sono queste tele di cotone, queste indiane stampate su cotone. La moda era arrivata un po' dalle Indie, poi Genova capisce il business, per cui si mette a produrlo e diventa Genova produttrice di questi mezzari. Noi abbiamo una ventina di mezzari antichi in collezione e il prossimo anno usciremo con una collezione dedicata a Genova. La particolarità della nostra maison è quella che per noi il territorio è fonte infinita di creatività, per cui ci ispiriamo dalle bellezze del territorio, dalle tradizioni, dai colori della nostra riviera, della nostra Liguria. Qua ci sono anche alcuni accessori della filanda di voltaggio. La filanda di voltaggio è uno dei luoghi della Duchessa di Galliera, viene costituita a metà dell'Ottocento dal Duca di Galliera perché era praticamente un business per lui, però è uno di quei business che non è andato a buon fine, per cui la chiude. Però sua moglie, Maria Brignole Sale, Duchessa di Galliera, la riapre proprio per sostegno per le donne. Questa filanda è operativa fino al 1947, dopodiché viene chiusa e oggi sono appartamenti. I signori De Lucchi, che sono gli ultimi proprietari della filanda, ci hanno donato tutto questo materiale, che è molto bello perché ci sono con i vecchi bacchi da seta, la seta, i vecchi avi, le vecchie rocchette, per cui praticamente sono un po' memorie storiche legate alla Liguria. Questi sono quello che dicevo, i telai da velluto genovese. Questi sono telai del Settecento di velluto genovese, ci sono stati dati dalla scuola Duchessa di Galliera di Genova. Questo è un vecchio alambico da distillazione di fine Ottocento. Qua si può vedere come il Museo della Moda e anche il Museo del Profumo. E questi altri due telai. Qui c'è un pochino la storia della Duchessa di Galliera. Questa è stata stato un grande personaggio e un orgoglio ligure, io dico, perché erano genovesi, però abitano, fanno la loro fortuna in Francia. La loro residenza privata era l'Hotel Matignon, oggi sede del primo ministro. Lasciano una serie di
fondazioni sia in Italia che in Francia a sostegno dei più deboli. Il Palais Galliera, che è il museo della moda francese, i francesi dicono che è il tempio della moda, per cui il tempio della moda francese lasciato da un'italiana è comunque è una chicca, è una di quelle cose su cui ci si può anche fare un romanzo sopra, ecco. Qua si può vedere un abito realizzato con gli scialli del cashmere. Lo scialle del cashmere è in voga tutto l'Ottocento, nel periodo napoleonico sono rettangolari e con basi bianche, nel periodo della crinolina sono quadrati e con fondi neri, e alla fine dell'Ottocento vengono tagliati per creare gli abiti da casa. Quindi questo è un tipico abito da casa realizzato con lo scialle del cashmere. C'è un brand italiano che ha fatto una fortuna con il cashmere, sì, diciamo in questa maniera, con questo design, che è la Etro. Infatti tutto si ispira alle sue collezioni, tutto dai disegni del cashmere. Per cui la moda è ciclica, tutto torna, certo. È solo un gioco poi anche di mode, di asimmetrie. Qui abbiamo invece un mezzaro, ne parlavo prima, i mezzari genovesi, sono queste tele di cotone su cui venivano stampate dei disegni, spesso e quasi sempre era come soggetto principale l'albero della vita. Noi abbiamo in collezione una ventina di mezzari antichi, ma la cosa importante è che per noi l'antico serve per il contemporaneo. Usciremo il prossimo anno con una nuova collezione dedicata a Genova, dedicata appunto al mezzaro genovese, all'albero della vita, e questa sarà la prossima collezione. Questo è un abito molto bello, glielo indico perché questo qua è un abito da crociera degli anni 30 del Novecento, e qua capisci come la moda è ciclica, perché questo è un abito attualissimo oggi, sarebbe sia come stampa floreale sia come fattura, per cui la moda è tutto, cioè non c'è più niente da inventare, tutto torna. Ecco perché per noi il nostro museo è un museo vivo, è un museo vivo perché chi viene qui innanzitutto deve ispirarsi, deve capire questo, e comunque serve da contenitore per ispirarsi per nuove collezioni. Infatti sono già venuti stilisti, vengono scuole di moda, per cui una volta al mese, come dicevo prima, cerchiamo di aprirlo per dare la possibilità di visitarlo. Vengono delegazioni, vengono dalla Francia, da Monte Carlo, da tutte le parti, si prenotano, però giustamente non avendo un sostegno noi facciamo quello che possiamo, dobbiamo togliere, siamo un'azienda con 5 persone, per cui dobbiamo togliere dell'organico in azienda per venire a aprire qua. Ecco, questa diciamo è una delle stanze più belle, è la stanza diciamo delle orchestrine, e questo è un lampadario di Murano primi Novecento molto bello, che prima di essere in questa stanza era nel Cinema Astra. Infatti quando dico nel nostro museo ci sono memorie storiche di Sanremo della Liguria, sono queste, perché se no sarebbero andate perse. Sia il lampadario che il balcone sono proprio del vecchio Cinema Astra. Fra l'altro quando mio padre tanti anni fa aveva acquistato questa proprietà, l'aveva acquistata dalla famiglia Maglio, aveva voluto, che erano anche i proprietari del vecchio Cinema Astra, oggi la Coin o la UPIM, e hanno voluto che questo lampadario tornasse poi nel punto originario. Infatti era il salone delle orchestrine, questo lampadario è tornato dove era. Questo è stato proprio voluto da loro. Questa la chiamiamo la stanza dei foulard, perché oltre alla collezione diciamo classica haute couture abbiamo la collezione moda fiori. La collezione moda fiori che proprio
diciamo un nostro brand, è proprio realizzata, parte tutto dai foulard. Ogni anno dedichiamo un foulard, una collezione ad un foulard e ad un fiore, per cui abbiamo già una collezione di diciamo in 50 anni abbiamo già una collezione di 50 foulard, che sarebbe già una mostra di per sé, e tutti questi foulard hanno un'interazione col territorio, o sono ispirati a personaggi che hanno avuto un legame col territorio, tipo la rosa Princess Grace di Monaco, che è questa qui, che abbiamo avuto l'autorizzazione negli anni 80 ancora da Ranieri di firmarlo Rosa Grace di Monaco. Questa, da qua si può capire come i nostri foulard sono atemporali, infatti così scrivono le recensioni sui nostri foulard. Questo è uno ancora dei foulard più venduti, ancora più commercializzati dal nostro atelier. Questo è invece il foulard dedicato al Garden Club di Monte Carlo. Ogni anno noi, ogni decade realizziamo un foulard per il Garden Club di Monaco, che oggi è presieduto da Carolina, da Sua Altezza Carolina, mentre è stato fondato dalla principessa Grace. Questo è quello che abbiamo realizzato per il 50° anniversario del Garden Club. Infatti in mezzo l'abbiamo scelto con 50 fiori e in mezzo Carolina ha voluto proprio la rosa Princess Grace, infatti è stato un omaggio a sua mamma che ha fondato il Garden Club. Per cui, tornando alla collezione dei foulard, sono tutti foulard che hanno un legame o col territorio o con i personaggi. Abbiamo dedicato la rosa Duchessa di Galliera, la rosa Romanov, la rosa dei diritti umani, cosa abbiamo ancora? L'orchidea del Nobel, fatto nell'83. Il primo esemplare è stato dato a Pertini, il secondo al Re di Svezia, il terzo si trova agli originali proprio a Villa Nobel, per cui noi riusciamo a fare dei lavori di questo calibro. Uno dei foulard ultimi che abbiamo fatto è quello dell'anemone, che vediamo qua. Questo è un foulard, forse il più importante, soprattutto per il significato. Questo foulard qui, che non si trova in commercio, ci teniamo a dirlo, è stato fatto per il comune di Nizza, è stato voluto dal comune di Nizza da mettere al memoriale delle vittime dell'attentato di Nizza del 14 luglio. E abbiamo scelto l'anemone perché è il fiore del vento, che possa essere un messaggio di pace che possa arrivare il più lontano possibile, e il fiore dell'anemone si trova nei 3 colori della bandiera francese. Le farfalle che si vedono sullo sfondo, che a me viene la pelle d'oca, sono le vittime che ci sono state. Questo è il foulard che è stato messo al memoriale, ed è il secondo esemplare l'abbiamo dato al vescovo di Nizza, che è stato messo in cattedrale. Infatti siamo in contatto col comune di Nizza e ci hanno detto che quest'anno, per la manifestazione commemorativa, in cattedrale il vescovo ha messo in esposizione questo foulard. Quindi questi sono i lavori che facciamo noi. Questo è un altro foulard importante che è stato, che insieme a Costa Crociere, è stato un progetto che ha voluto Costa Crociere con Regione Liguria, la Laura Moretti, che è la consigliera di parità della Regione Liguria, questo foulard è un sostegno alle donne vittime di violenza. Questo foulard qua è venduto sulle navi Costa Crociere, ma al di là dell'emblema, che sono le scarpette rosse, che parte del ricavato va a sostegno delle donne vittime di violenza, è che questi foulard sono un progetto concreto, perché saranno orlati da questi centri antiviolenza. Stiamo creando questo progetto dove il nostro atelier farà formazione a queste donne dei centri antiviolenza, perché spesso le donne dei centri antiviolenza, le donne che subiscono violenza, non sono indipendenti economicamente, quindi questo è una sorta di microcredito, hanno la possibilità di avere una sorta di riscatto, una seconda chance di vita. Questa un po' è la sala più bella, più prestigiosa, e qui abbiamo messo una minima parte del patrimonio tessili
che abbiamo. Nella parte destra abbiamo gli abiti dell'archivio storico, invece i tre che sono sui manichini più contemporanei sono gli abiti realizzati negli anni 50 dal nostro atelier. E questo ad esempio è un abito anni 70 dell'Ottocento, questo che ha un po' questo rigatto periodo degli anni 75 circa, quello in mezzo in taffetà è un 1850. Molto bella è anche quella cappa tutta ricamata bordata di marabù, e anche qui abbiamo voluto mettere gli abiti un po' più significativi per far capire l'evoluzione della moda. Quell'abito là 1850, torniamo a questo che è 1950, per cui la linea, quello che dicevo prima, la moda è ciclica, tutto torna, è solo un giro di asimmetrie. Quindi 1950 per tornare a un altro abito del nostro atelier realizzato sempre 1950. La forma dell'abito è tutta data da queste sottostrutture, perché spesso quando si vedono anche gli abiti antichi, quando uno va in un museo oppure quando vede delle figurine di moda antiche, non sa che cosa c'è sotto. Sono una serie di costrizioni, questa ad esempio è una tournure, sono crinoline, tournure, corsetti tipo questo, che pensare oggi a indossare una cosa del genere sono delle vere e proprie restrizioni, ecco. Però è un mondo anche affascinante anche questo. Se noi leggiamo i referti storici degli ospedali dell'epoca, le donne in questo periodo, un sacco di aborti, molte morivano per costole conficcate, per cui nel periodo invece del periodo napoleonico morivano di polmonite perché avevano questi abiti di mussola di cotone con questi scialletti del cashmere che le coprivano. Per cui, per arrivare poi ai primi Novecento, che avevano proprio delle scogliosi incredibili, perché c'era questo busto ad S a forma a petto di piccione, viene anche chiamato. Queste donne avevano proprio, erano proprio spostate tutto col busto in avanti, per cui questo è tutto quello che la donna ha dovuto diciamo soffrire, perché la prima ad essere schiava della seduzione è proprio lei stessa, ecco. Poi finiamo con questo che per me è uno, diciamo, questo qui è un abito, un burqa originario del periodo talebano 1970. Noi a Sanremo abbiamo l'istituto del diritto umanitario e qualche anno fa era venuta a visitare un ufficiale, Mike Cumming, che lavorava in Afghanistan, che a distanza di qualche mese ci siamo visti recapitare un pacco dall'Afghanistan, c'era tutto questo materiale legato, ha voluto che un abito della sua mamma fosse comunque nel nostro museo. Ecco, questo è un burqa del periodo talebano 1970. E questo è un abito invece di Dalida. Questo è un abito, è l'abito che avevamo realizzato, il nostro atelier ha realizzato per Dalida l'anno in cui è morto Tenco, per cui questo è l'abito che avrebbe dovuto mettere Dalida alla finale, che poi non l'ha voluto neanche più vedere, ha chiesto a mia mamma, ha chiesto a Daphne, guarda, cambiamelo con qualcos'altro perché quest'abito non posso più vederlo. 5 abiti della nostra collezione, diciamo del nostro atelier, erano in mostra alla mostra di Dalida a Parigi l'anno scorso, per cui questo è fonte veramente d'orgoglio per una persona, una stilista, una sarta, come si definisce mia madre, partita a lavorare a 14 anni, dove lei la prima cosa che dice alle stagiste quando entrano in azienda, dicono: il mestiere si ruba con gli occhi, nessuno te lo insegna, se ti piace lo impari, è questione di passione. Ecco, è stato dedicato al museo questo libro di Raffaella Ranise e Romanov. E Raffaella Ranise è venuta a visitare il vostro museo e dopodiché è rimasta entusiasta e ha deciso di scrivere questo libro, i Romanov. Sì, diciamo che si è ispirata dal nostro museo la Raffaella per questo bellissimo libro.
In effetti in archivio noi abbiamo una sezione importante legata ad abiti di manifattura russa e abbiamo proprio dei pezzi legati alla storia degli zar. Della principessa Boleskaya, che è comunque vissuta e morta a Sanremo, per cui questi oggetti, queste lettere dei Romanov che noi abbiamo in archivio e questi abiti sono stati per lei fonte di ispirazione di questo libro. Il bello è che poi in copertina la casa editrice Marsiglio ha voluto il nostro foulard della rosa Romanov, che noi abbiamo dedicato a questa rosa che esiste in natura, che abbiamo voluto far ibridare da Antonio Marchese, che è un ibridatore di eccellenza del nostro territorio, che è riuscito a fare in 5 anni un lavoro incredibile, per cui lui ha portato in una rosa delle fiamme perpetue, che era quello che volevamo noi. Infatti questa rosa racconta un po' la tragicità, è una rosa da giardino e racconta un po' la tragicità della fine che hanno fatto gli ultimi Romanov. Sembrano delle fiamme perpetue e abbiamo catturato appunto la forma e i colori di questa rosa e portato su seta. E da cui è nato un bellissimo foulard e dal foulard è nata una collezione che abbiamo iniziato già su cui abbiamo già iniziato a lavorare quest'anno e sarà poi fonte di ispirazione per la collezione anche del prossimo anno. Ecco, quindi questo libro, soprattutto la copertina, ricorda un legame molto forte che voi avete con la Russia. Esatto, un legame che ha la Riviera dei Fiori già dal 1874, quando viene la zarina Maria Alessandrovna a Sanremo a svernare, a passare tutto l'inverno. Diciamo che questa rosa è un po' un omaggio che abbiamo voluto fare alla Russia, perché all'epoca Maria Alessandrovna nel 1874 regala alla città di Sanremo tutte le palme, il palmizio, infatti si chiama Corso Imperatrice in suo onore, e questo è un po' un ricambio di quel gesto che aveva fatto lei, perché era stata talmente bene a Sanremo, aveva i sanremaschi che portavano le verdure, i fiori freschi, per cui è un po' un omaggio che vogliamo fare noi. Appunto questa comunità russa che inizia con la zarina a svilupparsi a Sanremo si intensifica poi durante i primi del Novecento fino al periodo della rivoluzione russa. È stato per noi fonte di orgoglio quando il console russo ha deciso l'anno dell'Expo di chiudere l'Expo del padiglione Russia con la nostra mostra i Romanov in Riviera. Questo in quanto per noi è fonte di orgoglio, perché non ci ha portato la Liguria nel padiglione Italia, però siamo andati come eccellenza nel padiglione Russia. Ecco, oltre al museo una grande realtà imprenditoriale, siamo qui all'interno dell'atelier Daphne e qui vediamo appunto gli stessi foulard che abbiamo visto prima. Con questi cosa state realizzando? Beh, qua abbiamo questo già qui al taglio per una cliente per fare un caftano. Quest'anno è di moda questi camicioni, questi caftani, perché questo è al taglio per realizzare questo abito. Qua abbiamo tutta una serie di modelli, noi lavoriamo ancora con i modelli in carta, per cui proprio i fili tailleur passati è proprio il metodo proprio tradizionale della sartoria. Quindi cerchiamo in questo atelier di conservare un po' le tecniche della manifattura della sartoria ligure. La sala dove noi tingiamo i bottoni è la sala dell'alchimia. Qua ci sono delle tinte sia per prodotti sintetici che per prodotti derivate a base del latte. Infatti la galelite, noi utilizziamo la galelite, i bottoni in galelite, per cui vengono poi tinti con determinate tinture e poi composti, per cui anche solamente a fare un bottone, cioè per capire la macchinosità
Quindi ecco, questi sono quelli tinti da voi. Esatto, praticamente in base all'abito, al tailleur della cliente troviamo, e a queste tinte trovi magari il verdino chiaro o il verdino scuro, praticamente è un lavoro di alchimia. Sì. Poi viene messo praticamente viene così, poi volendo metti l'iniziale della cliente, la rosa, il leone, insomma quello che si vuole, quindi sono questi bottoni che noi facciamo, quindi sono delle opere d'arte. Ecco, questo dicevo prima, la galelite, che è lo scarto del latte, e poi tingiamo anche le passamanerie qua. Questo piace sempre a tutti, questo sì. Un angolo magico. Non lo vedi più da nessuna parte. La parte dei tessuti, e qua ti posso far vedere, questa qua è proprio, questa è un'anteprima, questo che ti dicevo della... Ah sì, che per i cetacei, sì. Vedi, questo è cotone. Questi sono proprio i nostri cetacei, che abbiamo proprio dei cetacei autoctoni, sì. che si sono naturalizzati qua. E questo qui è il progetto praticamente del santuario Pelagos che portiamo avanti con alla Sabina Iroldi. Vedi che bello. Bellissimo. Il progetto del prossimo anno, però stiamo già... Certo, ci lavorate già. Sì. Poi invece questi tessuti... Sono i tessuti che la cliente sceglie, ecco. facciamo gli abiti, i tailleur, tutto, spesso si parte dal foulard. Questo è quello che hai visto di sotto che abbiamo fatto. Però questi sono i vostri stampati, invece questi sono tessuti... Beh, sì, c'è anche la tinta unita, c'è chi... Non è che si può mettere sempre la fantasia, per cui ci sono anche tessuti in creppella. Noi usiamo tanto questa, la creppella double. Questa è una creppella bellissima. Questa qui ci fai delle giacche, dei cabane favolosi. Questa viene praticamente aperto il tessuto, sarebbe bello poi vedere le lavorazioni quando si lavora, vedi? Che viene aperto e poi viene, prima di essere ricucito deve essere e poi cucito, per cui questo rimane un tessuto che non ha una cadenza particolare, non ha fodera, è bellissimo, una volta realizzata proprio cade in maniera il capo, le giacche fatte in double particolare. Questa però è con una tinta che anche è molto di moda questa per la prossima stagione, infatti faremo poi degli abbinamenti tipo la camicetta, tipo così, col tailleur, ecco. Questo lo usiamo molto, questo tessuto qua. Se no usiamo la seta, usiamo i cotoni, gli Chanel sono questi qua, i tailleur. Questa ad esempio è una camicia realizzata con i foulard, tipo quella che c'è nella vecchia. Questo è il tema delle barche che abbiamo dedicato a Imperia. La sala, diciamo, delle prove, per la cerimonia facciamo anche abiti da sposa, per cui questa è una parte anche dei bozzetti, dei foulard. Serie dedicata, che adesso verranno esposte ad ottobre al Salone del Gusto, abbiamo ai prodotti tipici, alle eccellenze gastronomiche ligure. Questo qui l'abbiamo dedicato per la provincia di Savona, che sono le zucchine trombette e i carciofi. Per Sanremo abbiamo fatto il gamberone rosso, e per Genova il pesto e il basilico, e poi per lo spezzino i fichi e peonie dello spezzino, perché Spezia è conosciuta per i fichi. Per cui anche qua il territorio non sono fiori, però originali. E spesso noi facciamo proprio sinergie, proprio con altre eccellenze. Poi ne abbiamo fatto uno dedicato anche alle vigne del Vermentino, del Pigato e del Rossese. Ecco, a fianco all'atelier, al negozio dove si possono acquistare appunto gli abiti e i foulard, abbiamo anche un punto vendita dedicato al profumo. Sì, in via Matteotti abbiamo l'atelier, la boutique, ma anche la profumeria, per cui tutte le nostre fragranze sono ispirate al territorio e ai fiori del territorio. Oltre a, diciamo, ai nostri punti vendita, distribuiamo anche al gift shop del Royal Hotel, si trovano anche in Costa Azzurra nelle, diciamo, boutique più prestigiose, abbiamo un punto anche al Negresco e abbiamo in Versilia l'ultimo cliente è Volponi.
Ecco, ad esempio questa cos'è, una nuova creazione della vostra... Sì, diciamo che questi sono bracciali in seta con il fiore del ranuncolo smaltato a mano con gli strass Swarovski, per cui completamente fatti a mano. Questo è praticamente il mini foulard, anche questo orlato a mano del ranuncolo. Poi cambiamo il colore verde, oppure questo che è la stampa della riviera in corallo, questo che è quello invece delle piante grasse in verde, questo è quello che spiegavo prima con l'orchidea del Nobel, per cui ogni fiore ha una sua sfumatura. Ecco, questi piacciono molto, infatti abbiamo iniziato a testarli quest'anno, abbiamo già alcune boutique in Costa Azzurra, abbiamo la boutique Volponi a Forte dei Marmi, per cui è il made in Liguria che diciamo è più che un made in Italy, è proprio un made in Liguria, perché vedi proprio i colori, ecco, sono proprio anche nostri. Gli occhiali. Esatto, l'occhiale, abbiamo fatto questa serie con la sempre stampa floreale. Esatto, con la stampa esclusiva. Questo ad esempio è quello dell'Eporo. Questo è il nuggetto. Possiamo anche indossarli, no? Parte del nuggetto uguale al profumo. Eccolo qua. Quindi i fiori sono proprio per noi il territorio della riviera, ma in particolare i fiori. Adesso abbiamo creato anche per la prossima stagione un foulard dedicato al tema dell'ecologia, perché si cerca anche, quando si parla di imprenditoria etica e che si toccano argomenti comunque di un certo sostenibili, comunque etici, abbiamo il tema dell'ecologia che è quello con i cetacei. Abbiamo fatto un bellissimo foulard che rappresenta il territorio e tutta diciamo i nostri cetacei che trovi del nostro mare, con in fondo queste montagne che sono le Alpi Liguri, per cui noi abbiamo proprio questa particolarità in Riviera, abbiamo un territorio unico che è dato da mare e montagna a portata di mano, per cui in 30 minuti sei dal Mar Ligure che nuoti coi delfini ad arrivare poi vai in macchina, 30 minuti di macchina, vai ai piedi di montagne di 2500 metri, tipo il Mar Guareis, che ha una flora incredibile, dove abbiamo il lupo, l'aquila reale, la poiana, per cui è un territorio unico e da questo nascono le nostre collezioni. Questo è il ranuncolo. Questa è bella, la rosa di Sanremo, la rosa rossa, tutte le sfumature. Questo è quello che abbiamo dedicato ai fiori di campo, che è anche molto bello. Questo abbiamo fatto lo shooting fotografico nei campi di Castelluccio di Norcia. E diciamo è l'unico foulard che per fotografarlo siamo andati al di fuori della Liguria, ma era un posto talmente bello e incantevole, Castelluccio di Norcia, che abbiamo fatto comunque anche lì un lavoro a sostegno dei terremotati, per cui abbiamo fatto, qua si vede forse una stampa dello shooting fotografico fatto nei campi di Castelluccio, sono tutti campi di pappaveri. Ecco, dai foulard a queste bellissime infradito gioiello, un'ultima vostra creazione, le sanremine. Esatto, sono delle infradito gioiello con questo fiorellino che è smaltato a mano con strass Swarovski, che utilizziamo anche, diciamo, sui bracciali, e le abbiamo battezzate anche sanremine perché sono proprio autoctone, nascono a Sanremo, nella nostra Riviera dei Fiori, per cui la stampa dei nostri foulard sono diventati diciamo la stampa anche di altri accessori moda, più che altro una moda mare, per cui questa è, diciamo, un po' un'evoluzione dell'accessoristica.
Ecco Barbara, appunto i vostri prodotti, diciamo ci sarà un pezzo di Sanremo che viaggerà in tutto il mondo attraverso il vostro sito internet. Esatto, noi abbiamo un sito con l'e-commerce daphne.it, Daphne ricordiamo che è daphne.it, e attraverso diciamo il nostro sito si possono acquistare tutti i nostri accessori, i nostri profumi, tutta la linea. E noi diciamo che quando un cliente acquista un nostro prodotto acquista non solo un prodotto ma anche un pezzo di Riviera, e quando il cliente non può venire in Riviera, attraverso i nostri prodotti, quindi attraverso il nostro sito, si acquista un pezzo della nostra bellissima Riviera dei Fiori. Za syna, za cesarza.